Presidente Serracchiani, la candidatura del Coglio a sito UNESCO, la Regione non solo sostiene l'iniziativa, ma lei Presidente ha fatto i primi passi a livello internazionale anche. Come abbiamo fatto per la candidatura seriale in cui è stata inclusa Palmanova, cerchiamo di accompagnare questa candidatura che troviamo interessante anche con l'azione, diciamo così, diplomatica. Siccome si tratta di una candidatura transfrontaliera che coinvolge la Repubblica di Slovenia, mi sono attivata, ho scritto al Presidente Pahor e al Ministro degli Affari Esteri Erjavec per iniziare con loro un dialogo che possa essere utile alla presentazione del dossier per la candidatura. Ovviamente ragionando su un percorso che vogliamo fare insieme, che metta insieme il Coglio e Brda per avere appunto questa candidatura trasfrontaliera unica nel nostro Paese. Assessore Santoro, anche nella sua veste di Presidente della Fondazione Dolomiti, oggi ha portato il suo contributo a questo incontro con i sindaci per il progetto UNESCO Coglio. Ecco, qual è stato il suo messaggio che ha voluto dare ai primi cittadini? Beh, sicuramente l'esperienza della Fondazione Dolomiti, che si basa proprio su due valori, che sono quelli del paesaggio e della complessità geologica del sito stesso, mi ha permesso un po' di evidenziare come il tema del paesaggio rurale in realtà abbia delle implicazioni molto interessanti, perché un paesaggio rurale è sempre un paesaggio economico, oltre che culturale, e quindi capire esattamente quali processi economici stanno alla base di questo paesaggio e quali appunto sono in grado di mantenerlo in modo attivo, in modo che la tutela sia una tutela attiva, non una tutela passiva, è parte integrante del riconoscimento del bene e soprattutto di quello che del bene vogliamo far ereditare ai nostri figli e ai nostri nipoti. Perché il riconoscimento UNESCO è il riconoscimento di un valore che deve essere valido per tutta l'umanità e quindi è una sfida nel riuscirsi a raccontare nel migliore dei modi rispetto a quegli aspetti identitari di cui non potremo mai fare a meno.